occupiamo di malattie metaboliche ereditarie. Le malattie metaboliche ereditarie sono causate da un difetto del metabolismo, per cui determinate sostanze assunte con i cibi, anziché fare bene all'organismo, creano danni irreversibili, danni molto pesanti perché intossicano l'organismo, possono portare alla morte o causare gravi handicap fisici e psichici. Siamo qui presenti al Barbarigo perché un arpista è la figlia del mio medico di base, che è il medico che cura mio figlio, affetto da una malattia metabolica ereditaria. È nato questo rapporto e c'è stata questa idea di sensibilizzare anche gli studenti e i genitori del Barbarigo nei confronti di queste malattie.